Ok, come prima cosa, dato che è un gruppo di lavoro, chiederei a tutti di avvicinarsi, mantenendo ovviamente il distanziamento, perché così riusciamo a interagire meglio e riuscite anche a vedere meglio la lavagna. Così adesso poi do le prime regole, diciamo, del gruppo e iniziamo. Ok. Perfetto. Allora, qua il pennarello. Allora, cercheremo di lavorare in modo interattivo, per cui io vi farò fare delle cose e poi cercheremo di arrivare di fatto alla definizione di alcune azioni di adattamento che possono ovviamente toccare i due grandi temi del nostro progetto Veneto Adapt. Uno, avete sentito stamattina ovviamente il tema delle ondate di calore e l'altro il tema del rischio idraulico, quindi questi sono i due focus della nostra sessione. Il nostro obiettivo è quello di trovare delle azioni di adattamento che possono essere implementate dalle città, quindi ci aiuterete a farlo, e poi provare anche a dare una sorta di priorità di intervento, quindi ci sono tante azioni che possiamo implementare, il nostro compito qui è anche capire da quali dobbiamo partire e quindi troveremo anche dei criteri per definire una sorta di priorità. Allora, come regole di fatto di funzionamento abbiamo una parte del pubblico in presenza. Lo so, diventa difficile. Provo a dare qualche regola magari anche in inglese. Allora abbiamo una parte del pubblico in presenza e una parte del pubblico da remoto, quindi sarà un po' complicato l'interazione perché sono due modalità di lavoro un po' diverse. Di fatto a chi è in presenza chiederei, se vuole intervenire, anzi è assolutamente auspicabile il vostro intervento, di prendere il microfono, avremo due microfoni che faremo girare e quindi intervenire solo attraverso il microfono. Io proverò poi a mettere nella lavagna i vostri pensieri. Per chi è da remoto invece si può utilizzare la chat, noi abbiamo la possibilità di leggere direttamente la chat nello schermo, quindi avrò la collega Claudia che mi darà una mano nella lettura della chat. Ok, questo è un pochettino le regole del funzionamento. Anche chi è da remoto può intervenire, quindi basta insomma smutarsi, come è entrato nel gergo ormai, quindi è possibile intervenire direttamente, noi vi sentiamo con audio ambientale, quindi potete intervenire quando insomma lo ritenete più opportuno. Ovviamente chi è in presenza basta alzare la mano e vi diamo il microfono. Allora, la prima cosa che facciamo è un pochettino introdurre i due temi e provare a dare una prima chiave di lettura che è un po' quella che abbiamo usato noi in Veneto Adapt. Allora innanzitutto io poi inizierò a scrivere anche, quindi andremo a popolare questa prima lavagna e poi ne faremo una seconda. Allora i due temi su cui oggi focalizziamo la nostra attenzione sono quello delle ondate di calore, e qui lo scrivo, e poi quello del rischio idraulico. Quindi iniziamo a fare una prima schematizzazione. Ovviamente quando parliamo di ondate di calore parliamo di un fenomeno abbastanza importante che coinvolge le nostre città ed è molto sito-specifico. Quindi, anzi, l'ondata di calore in sé è un evento climatico, ma poi il problema che ha nelle città si chiama isola di calore, quindi quando abbiamo questo evento climatico che va a intersecarsi con un problema di pianificazione della città, di uso dei materiali di un certo tipo, quindi una forte impermeabilizzazione, materiali che hanno un albedo molto basso. In tutti questi casi si formano delle isole di calore, quindi sono degli hotspot all'interno della città che dobbiamo andare insomma, a ridurre e mitigare attraverso azioni di adattamento. Dall'altra parte il rischio idraulico è un tema un po' più ampio e noi nel nostro progetto l'abbiamo affrontato con due insomma, punti di vista. Abbiamo il punto di vista delle esondazioni, che è un tema di scala vasta ovviamente, c'è da considerare un bacino imbrifero normalmente, quindi il comune è spesso un pezzo di un puzzle molto più grande e molto spesso ne vede magari gli effetti negativi se si trova a valle e chi si trova a monte invece magari è il soggetto che deve intervenire di più attraverso degli interventi veri e propri. L'altro elemento del rischio idraulico che ovviamente colpisce molto le nostre città è quello degli allagamenti invece. Quello è un problema molto anche di nuovo sito specifico perché dipende ovviamente da forti precipitazioni concentrate in periodi di tempo molto limitati, ma dall'altro da di nuovo una conformazione urbana che non consente un deflusso idrico facile e quindi questo determina fenomeni di allagamento molto localizzati nelle nostre città e anche lì ci sono tutta una serie di azioni di adattamento che possiamo implementare. La prima chiave di lettura che vi do è quella che abbiamo introdotto un po' nelle linee guida del progetto Veneto Adapt, che dovreste avere tutti perché le avete ricevute quando siete arrivati all'interno della borsa, quindi se volete vi invito un po' a prenderle, così è anche l'occasione per iniziare a sfogliarle se non l'avete ancora fatto. Permette, posso fare due domande velocissime? Assolutamente sì.
Mi sono appena connessa e stava girando il video del canale Stombinato, se mi passa al gergo. Noi siamo lì o siamo in chiave generale? Due, per quanto riguarda la borsa, essendo da remoto ovviamente non ce l'ho, avevo chiesto se c'era materiale, cartelle stampa o altro, o eventualmente sta borsa me la passo a prendere un'altra volta. Due cose completamente separate. Allora, beh, il tema ovviamente non è solo sul canale che avete visto che era probabilmente il Comune di Treviso, che è un intervento che effettivamente poi magari andremo a mappare, a inserire all'interno della nostra tavola. Qui si fa un ragionamento molto più ampio, quindi in generale cerchiamo di identificare azioni di adattamento che possono valere un po' per le città del Veneto centrale, ma anche per altre città, comunque magari della Pianura Padana, giusto per dare una contestualizzazione. Dall'altra parte, ecco, purtroppo per chi non è in presenza non c'è la possibilità di usufruire delle linee guida ancora perché sono solo in versione cartacea, però questo è un invito che adesso faccio al pubblico presente, ma non è necessario averle con sé. Saranno pubblicate nelle prossime settimane, ma intanto era un modo per iniziare a far consultare le linee guida, quindi non c'è problema se voi connessi da remoto non le avete. Allora le Adesso, chiedo un favore personale, se mi accaparra un sacchettino e me lo vengo a prendere alla prima occasione. certo, assolutamente sì. Grazie. Va bene. Ok, allora la prima chiave di lettura la trovate di fatto a pagina 60 per chi ha il manuale qui in presenza e di fatto sono 3 tipologie di azioni che siamo andati a identificare ed è una prima schematizzazione di fatto delle azioni di adattamento. Quindi abbiamo azioni fisiche, organizzative ed economiche. In altri termini a volte si parla di azioni, soprattutto per quelle fisiche che possono essere grey o green e blu, e per le azioni invece organizzative e economiche normalmente si parla di azioni soft, quelle un po' più immateriali. Quindi io adesso vado a fare una prima schematizzazione ulteriore, quindi per i 2 temi che andiamo ad affrontare abbiamo 6 quadranti, quindi cercheremo di identificare delle azioni che rientrano in tutte queste 6 caselle. Quindi vado ad aggiungere queste 3 tipologie di azioni come prima chiave di lettura appunto delle azioni di adattamento, quindi metterò le fisiche di tipo gray. Queste sono le azioni ovviamente, adesso magari c'è poco spazio, ma sono azioni ovviamente grey, quindi significa normalmente di infrastrutturazione attraverso per esempio la creazione di uno canale scolmatore oppure di un bacino di laminazione, ma dove c'è una cementificazione ovviamente funzionale alla gestione del problema, quindi non una cementificazione in senso negativo, ma un uso appunto del cemento o comunque di materiali impermeabili con una finalità di gestione del rischio. Abbiamo poi le misure fisiche green e blu, che sono quelle che vanno per la maggiore, proprio perché non prevedono neanche l'uso appunto di materiali diciamo, impermeabili, ma proprio prevedono un maggiore utilizzo di aree verdi, di piantumazioni, una gestione del deflusso idrico, magari attraverso una revisione anche solo delle sezioni, per esempio, della rete del deflusso. Quindi sono azioni che di fatto sono fisiche perché prevedono un intervento sul territorio, ma vengono utilizzate ovviamente degli elementi verdi o blu, come si usa appunto in letteratura. Quindi la seconda tipologia sono le azioni fisiche, green e blu. Adesso vi faccio lavorare, adesso arriva il vostro turno, sia per chi è presente sia per chi è collegato da remoto. La terza tipologia sono le azioni materiali, quindi queste non sono azioni che prevedono una realizzazione concreta nel territorio, ma sono tutte le azioni di tipo organizzativo o di tipo economico che prevedono appunto che supportano la transizione, consentono di affrontare entrambi queste tipologie di rischio. Questa mattina in particolare abbiamo sentito parlare dell'ufficio resilienza, questa è una classica azione di tipo organizzativo che prevede che all'interno dell'amministrazione ci sia di fatto un ufficio che di fatto centralizza la gestione del tema dell'adattamento. Un'azione di tipo economico, banalmente, se ci spostiamo sulla mitigazione, è quello che sta accadendo con l'incentivazione super bonus, quindi questa è una misura che favorisce interventi poi fisici, ma attraverso una forma di incentivazione economica, in questo caso specifico detrazioni fiscali. Quindi andiamo a inserire di fatto una terza tipologia, quindi fisiche grey, fisiche green e blue, e poi le soft che possono essere di tipo organizzativo economico. Ok, allora adesso viene il momento, quindi cerchiamo di capire anche in base alla vostra esperienza che ruolo avete poi, magari alcuni di voi sono comuni, anche quelli collegati da remoto, altri magari lavorano in alcune agenzie anche per il meteo. Vedo alcuni colleghi che sono dei professionisti che supportano pubbliche amministrazioni, quindi qui adesso vi chiederò di identificare in un post-it 1 o 2 azioni di adattamento che voi avete gestito nella vostra attività quotidiana o di cui avete sentito parlare e che vorreste vedere mappate all'interno di questo schema. Quindi adesso faremo girare un post-it, facciamo anche 2 a testa,
vi daremo anche una penna e quindi il primo compito è provare a ragionare su questo tipo su queste chiavi di lettura e proviamo a mappare alcune azioni di adattamento, le prime che vi vengono in mente. Per chi è connesso da remoto ovviamente non c'è l'uso del post-it, ma c'è la possibilità di usare la chat o di intervenire ovviamente a voce per poter dire le proprie. Io nel frattempo finisco di scrivere le tipologie. Ok, quindi questi sono un po' i 6 quadranti, adesso vediamo. Allora ne avete 2 a testa adesso per non farla diventare troppo lunga. Potete scegliere voi, quella che vi viene in mente, quella che secondo voi è più rilevante. Sì, potete sceglierne 2 ovviamente di 6 quadranti, quindi. O alcune magari possono a toccare anche più di uno. Ce ne sono alcune che ne toccano più insieme. Quindi lascerei magari 5 minuti, 2-3 minuti, insomma poco tempo per provare un attimo a farvi venire qualche idea, per provare a scriverla, anche chi è collegato da remoto per provare a scrivere in chat. Così cerchiamo anche di capire se le idee insomma convergono, se si sovrappongono, oppure se avete idee completamente diverse proprio in funzione appunto del lavoro che fate, che magari è completamente diverso gli uni dagli altri. Ok. Nel frattempo vi anticipo che poi io vi darò invece qualche altro spunto perché vi ripresenterò di fatto le 7 azioni qualificanti che erano già state presentate da Daniele Luise, che adesso vede entrare, che sono le 7 azioni di adattamento che sono per noi fondamentali, no? Che devono essere presenti in tutti i piani, soprattutto quelli che adottano la nostra metodologia. E poi vi parlerò anche delle azioni di adattamento che sono state di fatto proposte dal Ministero dell'Ambiente, del MITE in questo caso, per i comuni che hanno aderito a questo bando sull'adattamento che è stato lanciato quest'estate, quindi anche per farvi capire un po' quali erano le richieste di quel bando e come i comuni italiani sopra i 50.000 abitanti dovevano muoversi per poter beneficiare di quei soldi, cosa che ha fatto anche il comune di Padova. Io adesso rappresento il comune di Padova. Per il comune di Padova c'erano circa 800.000 euro disponibili e abbiamo fatto un intervento che toccherà alcune delle misure che poi vi accenno. Non voglio farlo fin da subito perché magari oriento poi quello che scrivete nel post-it. Quando avete finito ovviamente passiamo a raccoglierle e per chi è collegato da remoto iniziamo a leggerle non appena ne vedo magari qualcuna in carrellata, iniziamo poi a leggerle e iniziamo a scriverle anche nella lavagna. Ok, abbiamo il primo da remoto, Rebecca Rovoletto. Se qualcuno di voi ha già scritto, passiamo a ritirarle. Ok, vediamo un po' cosa viene. Allora, chi l'ha scritta poi chiedo anche di posizionarla nel riquadro che ritiene più corretto. Allora, la prima è tetti verdi e afforestazione urbana. Dove lo vedete? Chi l'ha scritto? Perché ti chiedo di usare il microfono così anche chi è da remoto ci può sentire. Ondate di calore, quindi sarebbero azioni di adattamento fisiche green-blu. Ok, lo vedi solo per l'ondata di calore o secondo te queste misure possono toccare anche il tema del rischio? Trasversali, nel senso che anche sul rischio idraulico. Allora lo mettiamo nel centro. Sempre tu credo abbia scritto quindi bacini di laminazione e ripermeabilizzazione, pavimentazione, quindi depaving, quello che si chiama depaving. Esatto. Ok, questa invece dove la vedi? Rischio idraulico, fisiche grey. Ok, perfetto. Speriamo di riuscire a mettere tutti i post-it, ma... Ok, vediamo le prossime. Alcune immagino si sovrapporranno. Allora abbiamo poi il rischio idraulico, quindi gestione di boschi suburbani nelle colline adiacenti al centro abitato per evitare ruscellamenti. Ho scritto io, sì. Perfetto.
io abito in una zona con una piccola collina suburbana e completamente scarna di alberi, per cui i ruscellamenti possono ingrandire la capacità appunto del rischio idraulico. Ok, quindi questa misura dove la vede? Io la Sicuramente vedo sempre sul rischio idraulico green blu, sì. Perfetto. Ne ho fatto un'altra simile, sempre però boschi urbani in aree da riqualificare. Questo quindi per Queste l'ondata sono di ondate calore. di calore. Ok, quindi è riuscito a coprire entrambe queste tipologie. Ok? Sì, grazie. Allora, qui incremento aree verdi, park. Park cosa intende? Chi l'ha scritto? Parcheggio. Ah, per parcheggio. Scelta, colorazione, materiali, boschi urbani. Ecco qui, e quindi mi ha inserito delle azioni che probabilmente ricadono in ambiti anche diversi. Quindi incremento aree verdi, quindi lo metteresti più, vabbè l'abbiamo già citato, Allora, ce ne sono già altri. Stanno a cavallo in realtà, perché il rimboschimento abbatte l'isola di calore, ma anche riduce il rischio Esatto, quindi di idraulico. fatto ti allineo con quello che aveva già Sì. scritto Rigon, consulente del Comune di Vicenza. Ti introduco perché così ti conoscono tutti. E poi ce n'è una in particolare che è nuova, che è quella della colorazione dei materiali, che che tipo di chiave di lettura gli dai? Quindi sull'albedo immagino. Sulle fisiche, e qui c'è una scelta che può essere dalle pavimentazioni al colore degli edifici. Ok, Quindi, questo per l'ondata di calore, quindi. per le ondate di Aumentare calore. l'albedo, far sì che ci sia una maggiore Esatto. riflessione dell'energia solare, quindi che ci sia una minore riemissione ovviamente di infrarosso e quindi che ci sia una minore formazione di isole di calore. Quindi fisiche grey, ti inserisco qui, ovviamente anche se ci sono delle misure verdi, quindi quelle le consideriamo già incluse in altri post-it e manteniamo solamente quella della colorazione dei materiali, quindi sia per gli edifici sia per gli spazi pubblici. Un'altra che hai scritto è trincee e fitodepurazione con ricarica delle falde e sostituzione di pavimenti impermeabili con soluzioni drenanti. Allora, questa seconda di fatto mi sembrava fosse già presente, eccola qui, quindi l'abbiamo già inserita. La prima immagino tu ti riferisca quindi alla gestione di nuovo del rischio idraulico, Sì, e esatto. questa sia di nuovo una misura green e blu. Sì. Quindi la inseriamo qui dentro. Ok? Allora, qui sempre più piccolo, ondate di calore, aumentare il verde anche nei parcheggi con terreno permeabile. Quindi questa è una misura che di fatto abbiamo già trovato in altri post-it per il momento. Evitare di avere passaggi pedonali rialzati che bloccano scorrimento delle acque. Ecco, questo è un classico esempio di un'azione che lei ovviamente suggerisce di toglierli per favorire poi una sorta di miglior deflusso, immagino. Le passiamo adesso il microfono così riesce. Ad ogni acquazzone l'acqua veniva bloccata da un passaggio pedonale rialzato e quindi anche se i tombini fossero stati puliti e tutto, comunque si creavano delle gran pozze d'acqua. Poi il passaggio pedonale era rialzato di almeno 20 centimetri, quindi la quantità d'acqua accumulata era veramente tanta. No, ma è interessante perché questa è la classica misura che ha un fine magari diverso, no? È stato creato per favorire magari una mobilità dolce, quindi avere il passaggio rialzato per avere una maggiore visibilità dell'attraversamento pedonale, quindi in qualche modo favorire la mobilità dolce, ma che dall'altra parte crea un problema, quindi al deflusso superficiale. Quindi sono delle azioni che avrebbero, diciamo, obiettivi diversi, ma entrambi, diciamo, lodevoli, e che devono quindi deve essere trovata una sintesi, quindi favorire sia la mobilità dolce, quindi attraverso soluzioni anche di messa in sicurezza del pedone, ma allo stesso tempo, una volta che viene fatto quell'intervento, pensare anche alle ricadute che può avere sulla gestione appunto del deflusso superficiale. Quindi questo è interessante perché appunto fa capire come in ogni intervento dei lavori pubblici di riprogettazione della città, anche quelli più minuti come questo, ci sia sempre la necessità di avere una prospettiva ampia, quindi di vedere l'intervento da vari punti di vista. Ok, la ringrazio, quindi questo lo inseriamo tra, diciamo, le misure grey in qualche modo di gestione del rischio idraulico. Ne aveva scritto un altro? Ok, quindi inseriamo questo. Ok. Ancora nessuno che ha indicato misure soft per il momento. Ok, chi è che ha detto io?
Ah, ok, adesso allora vediamo. Ondate di calore, quindi pareti ombreggianti. Ok, chi l'ha scritto? Io. Ok, cosa intende in questo Allora, caso? le pareti ombreggianti al pari dei tetti verdi, quindi realizzate proprio dal punto di vista naturale con appunto degli elementi naturali, possono portare un raffrescamento notevole, soprattutto quando si creano, cioè nelle aree in cui si creano proprio delle isole di calore, quindi Ok. magari puntualizzati in certi punti del centro urbano. Ok, quindi sono, diciamo, pareti verdi. Sì. Ok, perfetto. Questo dove lo andrebbe a inserire? Quindi è una misura green di gestione dell'ondata di calore principalmente. Ok, poi ha inserito anche una cosa sul rischio idraulico. Allora faccio così, la provo un attimo io a tagliare in due. Infatti. Invece quella sul rischio idraulico è relativa agli interventi sugli alvei, ok? Quindi qui soprattutto quindi quando parliamo di esondazioni, quindi Sì, per reggimentare appunto le acque. ok. Faccio un'operazione di taglio un po' rudimentale, ma insomma. Ok, quindi una la inseriamo qui Perfetto. e una la inseriamo, la mettiamo sempre come misura green e blu, perché non è un intervento gray di gestione del rischio idraulico. Beh, potrebbe anche essere un intervento grey, perché Ok, dipende un po' come generale, l'interpreta. diciamo, è un po' più generalizzato, può essere anche se si vengono utilizzate delle briglie, potrebbe essere più Ok, infrastrutturale. ok. Da quel punto di vista lo inseriamo qui. Perfetto. Poi sempre lei, credo. Sì. Quindi tra misure soft, quindi realizzare campagne informative, ok? Questa è una cosa che per esempio il nostro ufficio fa ed è una delle azioni anche importanti che il PAESC ha inserito. Sì. Sembra banale, molto spesso si prende sotto gamba questo tipo di azioni, ma è non importante. C'è coscienza, infatti, molte Esatto. volte non c'è coscienza. Esatto, perché molto spesso la conoscenza e la coscienza di questi problemi si concentra su poche persone. A volte sono quelle che prendono delle decisioni, non sempre. Fossero quelle che prendono decisioni sarebbe già insomma, una cosa buona. Molto spesso si concentra su persone, magari su tecnici dell'amministrazione che hanno poca capacità poi anche di incidere sui decisori politici. Quello che è importante in generale è far sì che ci sia coscienza da parte di tutti i cittadini di questi problemi, dell'esistenza innanzitutto, che sembra di nuovo banale dirlo, ma ancora non è così, e poi anche delle soluzioni che loro stessi possono mettere in campo per poter fronteggiare questo tipo di problemi. Ma molte volte le soluzioni le hanno già messe in campo, ma non lo sanno, cioè non ne sono coscienti. Anche. Effettivamente hanno realizzato delle azioni di adattamento. Esatto, sì, a volte sì. Infatti questa mattina in un intervento, credo fosse sempre di Daniele Luisa, si parlava di queste azioni inconsce che fanno i comuni ma che fanno anche i cittadini, quindi azioni di adattamento, di mitigazione che vengono fatte senza rendersi effettivamente conto che si tratta di azioni di mitigazione e adattamento e quindi che si sta già dando un contributo. E magari le stesse persone sono persone scettiche anche nei confronti del cambiamento climatico oppure della necessità di intervenire in modo importante sulla mitigazione. Di nuovo lo strappo in due così riesco. Qui mi sto perdendo i pezzi. Ok. Quindi questo lo inseriamo qui sotto e l'altro invece sempre sul rischio idraulico, aggiornare le banche dati con riferimento ai cambiamenti climatici. Ok, questo lo inseriamo quindi nella gestione del rischio idraulico ma anche delle ondate di calore. Adesso non so se sia presente qualcuno di ARPA, forse no, allora forse ti confondevo con Francesco Rec. E non c'è nessuno di ARPA quindi oggi qui, neanche collegato da remoto, perché sennò poteva darci magari un aggiornamento appunto sullo stato dell'arte di questa cosa. Comunque anche questa è una delle misure per esempio che abbiamo inserito all'interno di Veneto Adapt e c'è una collaborazione quindi che parte con ARPA Veneto in questo caso, quindi tra città venete e ARPA Veneto per poter avere dei dati climatici in modo continuativo nel tempo, quindi riuscire a costruire delle serie storiche che ci consentono di capire. Ora ancora sono datati, cioè i dati che ci sono in generale, dico ovviamente, non fanno riferimento alla situazione climatica. Esatto, molto spesso non fanno riferimento e molto spesso, banalmente, una cosa che viene chiesta a noi tecnici quando ci occupiamo di adattamento è capire, ci chiedono quali sono stati gli eventi estremi degli ultimi 20 anni, sia dal punto di vista dell'ondata di calore sia del rischio idraulico, e quali impatti hanno avuto sul territorio, quanti sono state le perdite economiche, quali danni ci sono stati. E per noi, e questo ovviamente è il primo dato, no? Che serve per poter poi proporre delle azioni correttive e anche giustificarle da un punto di vista del costo.
Ed è una risposta che spesso non riusciamo a dare. No? È difficile andare a ricostruire gli impatti che ci sono stati sul territorio legati a fenomeni climatici estremi e quindi poi giustificare tutte le azioni di adattamento che andiamo a proporre, che hanno dei costi a volte anche significativi, ma se si va a mettere insieme tutti i costi che si potrebbero evitare grazie a quelle misure, ovviamente partendo dallo storico, avrebbero una loro validità, una loro insomma, significatività. Ok, io non ho altri sì, ce n'è ancora, poi vediamo dalla chat. Vabbè, questo lo raccolgo io direttamente. Allora, forestazione urbana, tetti, facciate verdi, pareti ventilate, più tetti. Sì, Prego. appunto è un tipo di intervento alternativo, diciamo così, al discorso per esempio dei tetti verdi o delle facciate verdi, insomma, ecco. Tra l'altro questa soluzione si può anche integrare con impianti fotovoltaici, nel senso che quindi assolve una duplice funzione, una produzione di energia pulita attraverso appunto questa schermatura fotovoltaica più un sistema passivo che permette all'edificio durante le ondate di calore di non surriscaldarsi. Ecco, quindi avrebbe diciamo questo doppio beneficio. E attraverso magari sistemi di incentivazione, tipo appunto quelli previsti sia da normative nazionali che anche appunto anche a livello locale, insomma, ecco. Ok, è un intervento che conosco ma che ho visto solo in pochi casi applicato concretamente. Adesso lei per esempio l'ho visto applicato a Torino nel Palazzo di Intesa San Paolo, nuovo, quella grande torre, lì è stato applicato, è un esempio abbastanza anche virtuoso. Sì. La domanda che le faccio è, vede questo tipo di soluzione anche per edifici residenziali, monofamiliari, condomini? Sì, certamente, è una soluzione molto, diciamo, praticabile, insomma, su queste tipologie di edifici. Sì, sì, assolutamente. Perfetto, allora questo dove lo inseриrebbe? Tra le misure grey o quelle green e blu? Di nuovo provvedo a tagliare in due sì, un po' a cavallo, ecco, diciamo. A cavallo, sì, okay. Ecco. Allora, l'altro invece proposta era la fitodepurazione e bacini di laminazione. Già detto, sì, esatto. Ok, allora faccio anche qui un ritaglio così riesco a duplicarlo. Allora, uno abbiamo detto che lo mettiamo un po' a cavallo tra i due e l'altro, quindi il bacino di laminazione e fitodepurazione. In realtà la fitodepurazione potrebbe essere tranquillamente green e blu, il bacino di laminazione può anche esserlo, non è detto, si può fare sia in modo grey sia in modo green e blu. Quindi lo mettiamo di nuovo a cavallo. Motori spenti, veicolo a veicolo fermo. Chi l'ha scritto? Ok. È chiaro. È chiarissimo. Posso aggiungere solo una cosa. Riguarda sostanzialmente le persone che tengono acceso il condizionamento auto quando smontano. Okay. Non è tanto la macchina che si ferma al semaforo, quanto chi tiene accesa la macchina per tenerla ferma. Ma secondo lei questo ha un impatto, diciamo, proprio sull'adattamento? Quindi com'è che crea un problema sull'ondata di calore, sull'isola di calore? Il calore è molto forte, cioè sono 50-60 gradi in uscita con l'aria in movimento, quindi pensi alla differenza che c'è fra un prato e una strada. Sul prato non c'è la macchina ferma, sulla strada c'è la macchina ferma che emette calore dal condensatore, del condizionatore, e quindi incrementa immediatamente la temperatura nell'editore. Questo come le inserirebbe? È particolarmente importante anche per i camion frigoriferi. Spesso lei vede i camion frigoriferi fermi, chiaramente per mantenere la temperatura interna lasciano acceso il frigorifero, teoricamente è corretto, però la quantità di calore che emanano a camion fermo è tanta. A camion in moto è diverso, perché la convezione dell'aria sui camion in moto in qualche maniera equilibra la situazione e poi viene distribuita nel territorio e nel tempo, mentre se il camion sta fermo è una generazione puntuale di calore che chiaramente incrementa il fenomeno dell'ondata di calore. Ok. Io metterei soft. Quindi una misura soft di informazione e di normativa, ok, di regolamentazione. Quindi una misura soft sull'ondata di calore in questo caso. Abbiamo ancora? Poi vediamo anche online che cosa c'è. Allora, definizione di un sistema di controllo per le aree interessate da alluvione e ondate di calore. Chi l'ha scritto? Ok, che cosa intende esattamente? Un database di raccolta dati che possa essere disponibile per
la valutazione del rischio e comunque per la pianificazione di azioni di adattamento per quel determinato. Ok, quindi questo è proprio per l'identificazione delle aree a rischio, quindi non solo abbiamo visto oggi delle mappature, no, delle aree più vulnerabili, quelle che hanno un rischio maggiore, quella è una sorta di mappatura, diciamo, preventiva o per identificare quali sono le aree che necessitano di azioni di adattamento. Qui in questo caso lei intende le aree che hanno subito effettivamente dei danni, Sì, se non esatto. sbaglio. Ok, quindi di nuovo lo potrà mettere al centro tra le misure soft, quindi che tocca un po' entrambe le sfere tematiche. Le promozioni poi di opere di ingegneria naturalistica, ok? Vabbè, è un po' in tutto quale quello che chiave? hanno detto i colleghi, quindi tetti verdi, pareti verticali verdi, tutte le opere che Quindi servono. applicate all'edilizia in questo caso? Esatto. Ok, quindi questo lo mettiamo, diciamo, tra le misure sicuramente che affrontano la data di calore, lo mettiamo qui. Adesso poi andremo a fare un po' di pulizia tra i vari post-it. Ce ne sono altri? No, vediamo un po' quello online e poi vediamo quali sono le azioni anche promosse, quindi da Veneto Adapt e dal Ministero, vediamo se sono le stesse che abbiamo detto qui in sala oppure che sono state citate da remoto. Allora, qui sto leggendo appunto Rebecca Rovoletto, depavimentazioni per le fisiche e preparazione e sensibilizzazione delle comunità per le soft. In realtà quindi le abbiamo già dette entrambe e le abbiamo già inserite anche all'interno dei 6 quadranti. Quindi, comunque grazie, quindi vediamo prime sovrapposizioni. Poi vedo aree verdi e forestazione urbana, anche questo l'abbiamo inserito, quindi primo riquadro e secondo riquadro, ok. Tecniche di ingegneria naturalistica l'abbiamo appena citato, muretti a secco, addirittura viene quindi poi citata una tecnica particolare, per la gestione del rischio idraulico. Quindi in questo caso quindi, la chiave di lettura è ingegneria naturalistica anche per il rischio idraulico, quindi magari il post-it lo sposto e lo metto a cavallo proprio tra i due, così può valere effettivamente per entrambi. Poi ancora abbiamo riattivazione della rete dei fossi, questa forse è una cosa che non era stata detta e che vado a inserire con un post-it io. Lo scrivi tu? Ok, grazie. Ok, questa è anche un'azione importante che viene realizzata in alcuni comuni, anche dei nostri, in Veneto Adapt, mi viene in mente Vicenza, no, che ha fatto proprio un intervento pilota su questo. Molto spesso appunto le città hanno certamente una parte urbana molto densa, no? La parte del centro dove si interviene più difficilmente su questo tipo di azioni, ma poi hanno anche una parte, diciamo, più periferica che è ancora agricola o comunque di urbanizzazione diffusa, dove questo tipo di intervento è molto importante in un'ottica appunto di prevenzione del rischio idraulico in senso lato e poi in alcuni casi anche di rischio molto localizzato di allagamenti per magari alcune borgate un po' più periferiche, insomma borgate o frazioni più periferiche. Nel caso del Comune di Vicenza, vuoi dire due parole sul vostro progetto Culdeola, come in parte siete intervenuti da questo punto di vista, no? Alberto. Questa comunque la metto come azione, diciamo green e blu, rischio idraulico. Sì, Culdeola è una zona periferica, semirurale, si tratta di un corso d'acqua minore in cui si è intervenuti con un intervento idraulico classico, diciamo con dei well point e diciamo, per aumentare l'alveo del canale, e in più si è intervenuti con una parte di riforestazione, palificate in castagno e massi per ridurre il ruscellamento. Quindi diciamo un intervento idraulico classico con in aggiunta un intervento di ingegneria naturalistica e l'inserimento anche di specie fitodeporanti per facilitare un po' anche la depurazione, visto che si trova al fondo di uno scolo della VS. E quindi ecco, questo è stato un po' l'intervento. Prego. Le autorità che sovrintendono i fossi, le autorità che sovrintendono questi interventi è solo il comune per quanto vi riguarda? Oppure Ha un caso concreto, quindi giro la domanda direttamente noi abbiamo Alberto. notevoli difficoltà a interfacciarsi con le autorità di bacino e via dicendo. No, in questo caso era un intervento previsto dal regolamento di polizia idraulica, dal piano degli interventi, inserito nel progetto Veneto Adapt, in cui si è trovato il cofinanziamento fra comune e progetto LIFE. Solo intervento comunale.
margini del canale c'erano dei campi, delle zone coltivate private, sarebbe stato molto molto complicato intervenire in area privata, perché allora lì si andava a parlare poi di esproprio. Ma sui canali non interviene la vostra autorità di bacino oppure non sono canali... È il consorzio di bonifica normalmente, Consorzio esatto, di che deve essere, sì, è un soggetto fondamentale in questi casi. E quindi deve autorizzare questi interventi, credo. Non tutto, questo... Non necessariamente, che non interviene ovunque, però non è che forse deve autorizzarli, ma si deve ovviamente concordare l'intervento. Esatto. Ecco. Sì. Prego. Sì, solo una cosa, rispetto ai progetti, questo tipo di intervento, se avete intenzione di inserirli in un progetto europeo, fateli con progetti già in fase avanzata, perché nel caso in cui si scegliessero progetti ancora da studiare, preliminari, eccetera, i tempi sarebbero molto lunghi, si sforano i tempi di progetto e di solito risulta essere un problema per i progetti europei. Ok, prego. Rivolta alla gestione dei database, Sì? all'andamento delle serie storiche, si possono costruire modelli matematici statistici per farsi vedere nel tempo l'evoluzione della mappatura, con quale probabilità si raggiunge una determinata zona a rischio o meno. Ma in realtà sì, per esempio se parliamo di ondate di calore e poi isole di calore, la mappatura che si faceva, per esempio facevamo vedere stamattina, è stata fatta attraverso analisi satellitare, quindi in base che analizza quindi effettivamente con dati reali, non so, banalmente la tipologia di superficie e poi la reemissione di calore. A me vengono in mente processi marcoviani in mente. Vengono in mente? Non ho capito. Processi marcoviani per studiare la probabilità da uno stato all'altro. Sì, si può fare in vari modi. Adesso citavo l'esempio dell'ondata di calore perché mi viene facile, perché lì abbiamo una mappatura della vulnerabilità, perché dice in una certa zona è più probabile che si formi l'isola di calore. Abbiamo poi la possibilità di verificare in loco se c'è un problema effettivamente microclimatico, quindi con valutazioni di temperatura e umidità, anche analisi a volte qualitative sulla percezione appunto dello comfort di una piazza banalmente. E poi nel caso in cui vengano fatti degli interventi di miglioramento di quell'area, attraverso una nuova immagine satellitare si va a vedere effettivamente qual è stata l'evoluzione anche, quindi la risposta quindi della formazione dell'isola di calore, quindi si vedranno probabilmente temperature superficiali inferiori e condizioni comunque microclimatiche migliorate, quindi è possibile farlo attraverso sia l'analisi di dati soprattutto territoriali e in parte attraverso modellizzazioni quindi che usano quei dati. Ho capito. Prego. Il monitoraggio sia praticamente, io volevo intendere sia un monitoraggio empirico, sia praticamente un monitoraggio teorico, e quanto il teorico si distacca dalla realtà, come avere una sorta di errore della mappatura. Ma qui si entra poi in un mondo che è meno di mia competenza, no, non vorrei sbilanciarmi. Diciamo che normalmente poi le modellizzazioni sono effettivamente modellizzazioni che sono teoriche e che poi talvolta non sono neanche così confrontabili con effettivamente la realtà di una zona. L'obiettivo diciamo di chi modellizza è quello di avere il modello più vicino possibile alla realtà, perché effettivamente poi andando a fare l'intervento è possibile, questo si fa per esempio anche in edilizia, no? Si fa il modello dell'edificio, quello deve essere il più vicino possibile effettivamente al consumo reale di quell'immobile, addirittura la normativa prevede sotto certi range percentuali di differenza tra il consumo teorico e quello reale. Più il modello teorico si avvicina a quello reale, più sei in grado di valutare come gli interventi migliorativi hanno, che tipo di beneficio ti possono dare. Quindi sicuramente le due cose esistono contemporaneamente, quindi modelli teorici e modelli empirici, e devono cercare di convergere il più possibile. Poi mi fermo qua perché è un mondo che diciamo, mi appartiene fino a un certo punto. Allora, leggo l'ultima, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, altrimenti leggo l'ultima chat. Non so se voi lo vedete, no, voi vedete solo i post-it. Allora, promuovere iniziative di partecipazione di cittadinanza attiva, quali contratti di fiume, ecco questa è un'altra cosa che possiamo aggiungere. Tra l'altro Padova, ma credo anche Vicenza forse ha aderito, Padova in particolare ha aderito al contratto di fiume Brenta, non so se Vicenza l'abbia fatto,
ovviamente anche per altri fiumi intendo. Quindi questa è una possibilità, sono degli schemi diciamo soft sicuramente, che consentono di mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori che gravitano attorno alla gestione di un fiume, quindi ovviamente quando parliamo di un fiume parliamo di molti comuni, parliamo di varie autorità che ne gestiscono appunto il funzionamento, e questo è uno degli schemi diciamo non previsti proprio dalla normativa, il contratto di fiume, ma che facilitano la definizione di strategie di intervento condivise tra gli attori in gioco. Quindi sicuramente il contratto di fiume lo inserisco. Attività di educazione ambientale, forse l'abbiamo già detto se non sbaglio, più o meno. Abbiamo parlato di campagne informative, possiamo anche mettere educazione ambientale, effettivamente è un'altra faccia diciamo della stessa medaglia. Qui sono state scritte varie cose: sostenibilità delle operazioni rispetto della vegetazione ripariale in aree di pertinenza fluviale, ok, altre cose poi rispetto della biodiversità, interventi in alveo sono stati citati, rischio idraulico soft. Ovviamente chi è da remoto può anche intervenire, quindi potete anche parlare se volete spiegare meglio quello che avete scritto, se volete aggiungere qualcosa. Quindi io adesso aggiungo 2 cose soft, i contratti di fiume che sono tipicamente di rischio idraulico, e l'educazione ambientale che invece sta sicuramente a cavallo tra i due. Abbiamo raccolto un po' tutte le azioni per adesso, mi sembra. Allora adesso vi leggo una cosa diciamo curiosa, che può anche essere di interesse. Quali sono state, me lo sono scritto da qualche parte, le azioni che erano finanziate quindi dal bando del MITE, Ministero della Transizione Ecologica, per i comuni italiani sopra i 50.000 abitanti, che potevano beneficiare di queste risorse per fare azioni di adattamento. Vedrete che praticamente tutte le cose che avete detto sono presenti all'interno della lista di azioni, non sono tante, quindi ve le leggo. Il primo punto erano realizzazione di spazi verdi e forestazione, abbiamo detto assolutamente. Un'altra cosa era uso di materiali riflettenti, forse l'ha detto, ok. E la presenza di strutture ombreggianti. In questo caso non si intendeva tanto le pareti verdi, ma proprio di, che ne so, pergole, possibilità di usare anche delle strutture ombreggianti anche all'interno di parcheggi. Molto spesso adesso si iniziano a vedere delle strutture ombreggianti, a volte si fa col fotovoltaico, anche le trovate magari in autostrada, che sono delle strutture, banalmente fotovoltaico è una classificazione win-win, quindi da un lato hai la produzione di energia da fonte rinnovabile, dall'altro crea anche ombreggiamento sul parcheggio, quindi eviti che si formi localmente per quanto possibile una sorta di piccola isola di calore. Quindi comunque le abbiamo citate. Edilizia climatica l'abbiamo detto in vari modi, quindi tetti verdi, facciate verdi, abbiamo parlato anche di pareti ventilate, grazie. Un tema che forse non abbiamo citato è la raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche. Questa è un'altra chiave di lettura che forse non abbiamo inserito, quindi riesci a scrivermelo, aggiungiamo anche queste. Certamente di gestione del rischio idraulico, perché significa quell'acqua che arriva è tanta, ovviamente bisogna gestirne il deflusso per quanto possibile, ma in parte è possibile anche andarlo a recuperare all'interno di cisterne. Molto spesso lo si può fare o in cisterne di grandi dimensioni create magari dalla città, che possono essere delle vasche di laminazione magari anche per il riutilizzo dell'acqua, oppure in modo diffuso. Ci sono alcuni regolamenti edilizi che adesso prevedono che in caso di nuova edificazione o di ristrutturazione rilevante venga prevista anche il serbatoio di raccolta dell'acqua meteorica per usi compatibili, che significa banalmente per irrigare il giardino, soprattutto per chi ha il giardino, per andare a pulire magari il piazzale, cose di questo tipo. Quindi invece di usare l'acqua da rubinetto si va a recuperare l'acqua meteorica, quindi è un modo diciamo di prevenzione del rischio, ma anche di riutilizzo dell'acqua. In questo modo ovviamente si affronta un altro di temi che non vengono citati qui del cambiamento climatico, che è la riduzione della disponibilità idrica in generale, perché l'altro tema è la siccità, no? Abbiamo periodi sempre più lunghi di assenza di precipitazioni, quindi la necessità di stoccare quell'acqua e usarla quando serve. Quindi lo inseriamo magari tra le azioni di GREI di rischio idraulico. Un'altra cosa che veniva citata era il depaving, me l'abbiamo detto, quindi con un incremento della permeabilità delle superfici. Quindi abbiamo città che quindi stanno, da un lato lavorano sul zero consumo di suolo, no? Quindi si cerca di limitare il nuovo consumo di suolo, sebbene ci riescano solo parzialmente. Abbiamo una legge, per esempio regionale, anche in Veneto, che cerca di farlo. Dall'altro, molte città iniziano a fare il processo inverso, che è la cosa più difficile, cioè togliere le aree impermeabilizzate e tornare a dare una sorta di permeabilità a questi terreni. Cosa che non è facile, ma iniziano ad esserci proprio i primi piani di depaving, si chiamano così, quindi l'individuazione delle aree che non è necessario rimangano asfaltate o impermeabilizzate, che si possono restituire di fatto alla permeabilità.
In particolare, quindi vi dico che il progetto pilota del Comune di Padova, che ha beneficiato del bando del Ministero, aveva proprio questa finalità per buona parte. Quindi è un parcheggio al momento, un grande parcheggio, una grande spianata d'asfalto. L'obiettivo è quello di togliere quell'area impermeabile e inserire delle nuove aree verdi, piantumazioni, eccetera, eccetera, mantenendo anche una funzione di parcheggio, ma in forma, diciamo, limitata rispetto a quanto è presente adesso. Un'altra azione è drenaggio urbano sostenibile, l'abbiamo detto, ce n'è una sicuramente sul recupero di fossati, magari anche risezionamento, e poi ne ho viste anche sicuramente altre, quindi l'abbiamo detto. Banche dati, sistemi ICT, come l'abbiamo citato, e monitoraggio sia degli impatti sia appunto dei trend climatici. Strumenti di pianificazione, vabbè, abbiamo parlato tutto oggi di PAESC, che erano finanziati anche all'interno del bando, comunque ci sono. Capacità previsionale, quindi ne abbiamo parlato prima anche, no? La capacità quindi di prevedere, e in parte l'intervento anche di Cacciamani di questa mattina lo citava, prevedere gli eventi climatici estremi, che nel caso delle ondate di calore forse è un po' più facile, nel caso invece delle precipitazioni estreme ormai sono talmente localizzate che accadono a 1 chilometro rispetto all'altro, a volte 1 chilometro più in là c'è l'evento estremo e 1 chilometro più in qua non c'è precipitazione, che è una delle grandi sfide della meteorologia, da quello che ne so, insomma, cioè riuscire veramente a individuare il punto in cui ci sarà l'evento estremo è molto molto difficile, ma è una delle frontiere, insomma, verso cui si deve andare, anche per poter mettere in campo gli strumenti emergenziali. I piani di protezione civile, per esempio, cercano di far questo, no? Di dare una risposta nel momento in cui avviene il fenomeno, però bisogna sapere esattamente dove avviene. Sensibilizzazione e formazione l'abbiamo detto. E queste sono le azioni che venivano finanziate, quindi qui praticamente le abbiamo inserite tutte. Vado a leggere anche le 7 azioni qualificanti e poi passiamo alla seconda parte dell'esercizio e anche, credo, all'ultima. Allora, le 7 azioni qualificanti le trovate all'interno del manuale, ma sono state citate già questa mattina. In particolare, vediamo se riesco a trovarvi la pagina corretta. Le trovate a pagina 71. Qui trovate le 7 azioni che noi abbiamo inserito all'interno di Veneto Adapt come azioni fondamentali, diciamo, per un piano adattamento, quindi l'aggiornamento del regolamento edilizio comunale, però alcune di queste cose che di fatto possiamo inserirlo magari come nuovo post-it, Claudia, è un'azione soft, quindi che prevede appunto prevede norme che siano ovviamente dedicate alla parte privata della città, non tanto alla parte pubblica, che consentono di fatto nel tempo, con piccoli step, di migliorare la capacità, la resilienza di fatto della parte privata, appunto. Per esempio, il tetto verde, la facciata verde, la raccolta dell'acqua meteorica negli edifici privati lo si può fare, molti regolamenti edilizi lo stanno facendo e sono spinti anche con obblighi in taluni casi. Lo si può fare e lo si fa attraverso appunto il regolamento edilizio. Grazie. Ovviamente qua dentro si direi che perfetto, sta al centro. Qui dentro c'è anche tutto il tema delle norme di attuazione dei piani urbanistici, per esempio, anche quelli possono intervenire su questo campo. Poi la riduzione della vulnerabilità idraulica l'abbiamo citato, in particolar modo noi parlavamo qui di pianificazione, quindi per esempio in Veneto abbiamo il piano delle acque che i comuni possono redigere, il comune di Padova non ce l'ha ma ha l'obiettivo di farlo, ci sono delle linee guida per il drenaggio urbano sostenibile, i famosi SUDS, nel linguaggio anglosassone, anche quello forse possiamo inserirlo come post-it, quindi anche di nuovo qui è regolamentazione, no? Quindi norme per orientare lo sviluppo del territorio, quindi non si tratta tanto di interventi fisici ma di norme che orientino i futuri interventi fisici della città, quindi sono norme che prevedono che per esempio ogni volta che c'è un progetto di realizzazione di un nuovo parcheggio o di una nuova strada, di un nuovo marciapiede, quell'intervento venga realizzato tenendo conto delle linee guida del drenaggio urbano sostenibile, quindi fatto con alcuni criteri. La terza cosa che non è stata citata da nessuno è il piano di protezione civile, che è un intervento anche di adattamento, sebbene non sia preventivo ma sia, diciamo, emergenziale, quindi interviene dopo l'evento è accaduto, però anche questo è un tema importante perché effettivamente avremo sempre degli eventi che accadranno e per i quali ovviamente dobbiamo dare una risposta, quindi le persone vulnerabili, in particolar modo ondate di calore per esempio, che sono gli anziani, persone che hanno problemi cardiorespiratori, sul rischio idraulico sono invece più trasversali ma localizzate nel territorio, dobbiamo dare degli strumenti a loro per poter fronteggiare l'evento climatico nel momento in cui accade.
Quarta cosa, forestazione urbana, l'abbiamo detta. La quinta cosa, la figura del resilience manager, è una figura che adesso nei comuni inizia a prendere piede, del famoso ufficio resilienza di cui parlavo prima, che è di nuovo una misura immateriale, ma qui più o meno l'abbiamo inserita forse. No, se riesce a fare un altro post-it, Claudia. Il monitoraggio l'abbiamo citato e gli interventi nelle superfici pavimentate, in particolare i parcheggi, l'abbiamo citato. Quindi con questo finiamo la prima parte e andiamo verso la seconda. Allora, oltre a questo tipo di chiave di lettura, che è quella classica, che abbiamo ovviamente sperimentato in Veneto Adapt, ce n'è una seconda che si può fare e che è presente sempre nelle schede tipo delle azioni di Veneto Adapt, che prevede un'ulteriore chiave di lettura, 3 tipologie di azioni in particolare, reattive, incrementali, trasformative vengono chiamate. È una sola, adesso vi accenno solo questa ulteriore chiave di lettura, ma di fatto non cambia molto, le azioni sono sempre quelle, ma possono essere catalogate anche in funzione delle azioni reattive, che sono quelle che danno appunto una risposta all'evento climatico estremo quando è già accaduto l'evento, e quindi c'è tutto il tema della protezione civile, ma anche altri. Mi viene in mente per esempio alcuni comuni liguri che hanno problemi appunto di forti precipitazioni, avete sentito parlare negli ultimi anni, che hanno inserito una sorta di sistema semaforico in tutti i sottopassi, e lì ce ne sono molti a causa della geomorfologia, che avvertono ovviamente il cittadino in caso di evento climatico che si sta verificando, che sta per verificarsi, della pericolosità di attraversare quel sottopasso. Quindi si accende un semaforo banalmente che avvisa il cittadino del pericolo. Sono morte persone, insomma, sembra banale, ma sono morte alcune banalmente imprigionate nell'auto nel sottopasso allagato, perché poi i sistemi di pompaggio a volte non funzionano, non è sempre detto che funzioni. Quelli incrementali e quelli trasformativi invece sono entrambe azioni di adattamento preventivo, ma si differenziano in base, diciamo, alla gravità dell'evento, quindi al tempo di ritorno dell'evento climatico. Quindi quelle trasformative prevedono proprio una trasformazione importante del territorio, per esempio la creazione di un bacino di laminazione, e quindi danno risposta ad eventi climatici che hanno tempi di ritorno maggiori, quindi molto più importanti. Quelle invece incrementali sono delle azioni che le città, per esempio il depaving di un parcheggio, azioni più piccole, più minute, ma che nel tempo in modo incrementale fanno sì che la città si trasformi e diventi resiliente. Quindi per la gestione di eventi climatici magari che hanno una frequenza maggiore, quindi eventi climatici che vediamo già oggi accadere magari in modo ripetuto nel corso dell'anno. Allora, secondo esercizio, qua c'è bisogno di nuovo di un post-it e di nuovo per chi è collegato da remoto può esprimere la propria opinione. Quindi adesso tra tutte le azioni che avete visto vi chiederei in un post-it di indicare quella più importante secondo voi, che non necessariamente è quella che avete indicato prima, quindi anche per eventualmente rivedere le proprie posizioni. Perché adesso andiamo verso appunto la scelta della priorità degli interventi. Quindi secondo voi qual è la prima azione da cui si dovrebbe partire? Se ne dovete scegliere solo una, avete le risorse per implementarne solo una, qual è la prima da cui bisogna partire? Quindi adesso nel post-it, o chi è collegato da remoto può scrivere in chat o intervenire, l'azione prioritaria secondo voi, si parte da lì. E adesso passeremo ovviamente a un secondo foglio della lavagna. Se non ricordate tutte le azioni, ovviamente io ve le posso poi rileggere o comunque adesso dovreste insomma ricordarvele più o meno tutte. Comunque le vedete anche lì, più o meno. Non si può zoomare ulteriormente, vero? No. Quindi ancora un paio di minuti giusto per fare una piccola riflessione, perché andiamo verso la prioritizzazione delle misure e vediamo quali sono i criteri che possono essere utilizzati per definire la priorità degli interventi. Ok, io nel frattempo intanto giro la lavagna e andiamo verso una nuova pagina. Iniziamo a raccogliere già. Allora, qui la chiave di lettura è un po' diversa adesso. Dato che parliamo di priorità, vi faccio uno schema che è uno schema classico che vedete sempre, costi-benefici. Quindi abbiamo due assi cartesiani. Qui ovviamente è meno, qui è più, costi dell'azione e benefici. Ovviamente benefici nel mitigare quel rischio.
e creiamo 4 quadranti dove di fatto andiamo a identificare azioni che hanno costi alti ma anche benefici alti, costi alti e benefici bassi, che sarebbero quelli insomma da evitare, ma magari alcune si posizionano lì, non necessariamente insomma sono tutte nella parte migliore. Questa è la parte migliore perché a costi bassi corrispondono benefici alti e ovviamente qui abbiamo costi bassi ma anche benefici bassi. Quindi adesso in base alle priorità che avete identificato andiamo a posizionarle e vediamo insomma quali sono le azioni che secondo voi, secondo noi, rientrano nel quadrante più interessante, che ovviamente è questo qui in alto a sinistra. E poi introduciamo altre chiavi di lettura per identificare la priorità degli interventi. Ok, le abbiamo raccolte tutte? Vabbè, partiamo dalla prima e io chiedo a voi stessi di provare un esercizio anche di valutazione della propria misura, di collocarla, quindi costi e benefici. Collocatela voi nel quadrante che vi sembra più opportuno rispetto a quello che avete scritto. Quindi in particolare porta da questa: ridurre pavimentazione non drenante per ridurre calore e accumulo d'acqua. Allora, questo secondo lei è una misura costi bassi e benefici alti. Ok. Ok, sì, assolutamente. Allora, giusto per farle un esempio, perché abbiamo l'esempio fatto in casa, che è quello appunto del bando del Ministero dell'Ambiente. Adesso per fare una misura di depavimentazione di 6.000 metri quadrati, perché è la piazza su cui interveniamo qui a Padova, 6.000 metri quadrati non è tantissimo, Fare depavimentazione, poi ovviamente ci sono altre misure, quindi si vanno a mettere degli alberi, si crea una sorta di rain garden, quindi una vasca centrale per raccogliere l'acqua meteorica e gestire un po' il deflusso, si creano dei serbatoi per raccogliere poi quell'acqua e poi si cambia tutto il materiale per renderlo drenante, di fatto si utilizza sempre un cemento ma molto drenante. Per fare tutta questa cosa si utilizzano quei famosi 800.000 euro. Quindi il costo sembra a volte basso, ma non è necessariamente così basso, perché a monte di tutto c'è una sorta, prima tutta l'asportazione del materiale impermeabile, una scarifica, quindi si deve intervenire, magari si deve andare anche in profondità, c'è un'eventuale bonifica spesso, anche nel nostro caso c'è da fare una bonifica, poi quel materiale va smaltito, anche quello è un costo importante in bonifica, deve essere in discarica. Poi si deve riposizionare nuovo materiale drenante, eventualmente si devono rifare i sottoservizi, cioè sembra un intervento a basso costo, ma spesso dietro si accompagna da tante altre misure che aumentano invece significativamente il costo di quell'intervento al metro quadro. Comunque lasciamolo lì per il momento, anzi giusto così lo sposto un po' più al centro, ma lo mantengo sempre nel quadrante che mi diceva lei. Piano di protezione civile, ok? Dove lo collocheresti? Ok, quindi costi bassi, sono d'accordo rispetto ad altre misure, diciamo, a dei costi inferiori. I benefici medi, sono d'accordo, anzi io... Certo, assolutamente, poi ci sono piani e piani, ma in generale questa è una classica misura di fatto che i comuni italiani, per esempio, hanno da tempo, ma raramente si occupano dei problemi climatici. O almeno la parte, diciamo, del rischio idraulico già da più tempo, soprattutto le esondazioni. La parte delle ondate di calore, se voi leggete dei piani di protezione civile, molto spesso o non la vedete citata o la vedete citata solo in modo informativo, molto generale, e soprattutto nei piani che sono stati aggiornati di recente, mentre quelli che si vanno un po' più indietro proprio il problema non veniva posto. E molto spesso sono misure, è vero, emergenziali, quindi non risolvono il problema, cioè non rendono la città più adattata al cambiamento climatico, però hanno un beneficio molto spesso alto, salvano vite, insomma, quindi se parliamo di benefici anche in termini di salute, per esempio delle persone, effettivamente possiamo metterlo al centro o addirittura un po' sopra. Al momento lo mettiamo qui, quindi lo mettiamo a costi bassi e benefici medi verso l'alto. Interventi edilizi, tetti verdi, facciate ventilate. Ok? Beh, qui se si parla di inserire questo tipo di soluzione nel regolamento edilizio, il costo, diciamo, è sì, assolutamente sì, basso e quindi con risultati a livello di applicazioni abbastanza significativi. Se invece parliamo di interventi proprio veri e propri, per esempio sugli edifici nuovi, di nuova costruzione,
se si parte già nella progettazione pianificando questo intervento, anche qui il costo extra rispetto all'intervento, diciamo, tradizionale è di poco superiore, diciamo, a quello appunto di riferimento, quindi con benefici però significativi, ecco. Quindi se invece si fa questo intervento su edifici esistenti come interventi di riqualificazione energetica, anche qui, diciamo, i costi sono sostanzialmente, diciamo, relativamente bassi, insomma, nel senso che ci sono anche, per esempio, agevolazioni e via dicendo, insomma, e con, diciamo, benefici rilevanti. Ecco, quindi, diciamo, la cornice è questa. Da un regolamento edilizio i costi sono bassi. È una norma, quindi è una basta norma, inserirla. esatto. Poi a livello, diciamo, applicativo sono assolutamente praticabili a costi, diciamo, assolutamente competitivi, insomma. Ok. Ecco. Allora, sul costo effettivamente è vero che possono essere bassi, è vero anche che quando si fa una nuova regolamentazione normalmente questa deve essere accompagnata da attività di informazione, anche molto spesso per il mondo dei professionisti che devono essere a conoscenza della nuova regola e essere in grado poi di gestirla e poi tradurla in progetti effettivamente. Dal punto di vista dei benefici devo dire che non sono secondo me così alti come ci si potrebbe aspettare, un po' perché quello sul nuovo effettivamente poco lo stock immobiliare nuovo sul totale dello stock immobiliare, per cui si riesce a intervenire su una parte piccola del stock immobiliare. Dall'altra parte, essendo sempre gli interventi del regolamento edilizio molto legati al nuovo o al, diciamo, il deep refurbishment, quindi la qualificazione pesante dell'esistente, non è mai così significativa la percentuale di edifici riqualificati in quel modo. Molto spesso sono interventi più piccoli che vengono realizzati. E poi ci sono dei tempi molto lunghi, quindi il regolamento edilizio è vero, è un intervento è perfetto, cioè dovrebbero avercelo tutti i comuni, sono d'accordo, perché bisogna dare una certa direzione almeno, però ha dei tempi molto lunghi, perché se si pensa che l'attuale tasso di rinnovamento del patrimonio edilizio va da 1,05 all'1% all'anno, per modificare metà dello stock immobiliare ci vogliono 50 anni, quindi voglio dire ci vogliono tempi abbastanza lunghi, o 50 anni nel caso migliore, se no ce ne vanno 100 addirittura. Per cui effettivamente i benefici ci sono, ma secondo me non così tanto alti come insomma ci si potrebbe attendere. Non so se avete opinioni ovviamente diverse, ci sta. Quindi io lo posizionerei comunque al centro, sicuramente costi bassi, lo metto qui un poco sotto il piano di protezione civile, se è d'accordo. Lo vorrebbe più alto. Allora, se lo abbiniamo per esempio agli interventi attuali con il super bonus, assolutamente, voglio dire, costi bassi. No, conosco i numeri purtroppo per Padova. Costi bassissimi, quasi zero praticamente. Non pensi che ci siano così tanti cantieri in corso? Cioè, ho visto i numeri del super bonus a Padova e effettivamente quella percentuale è salita dall'1 all'1,5. Sono in crescita, non dico esponenziale, ma lineare, molto significativi. Ecco. Va bene, comunque io le vengo incontro, lo metto al pari della protezione civile. Lo metto qui al pari della protezione civile. Va bene, okay, approvato. Ok, altri? Non so se c'hai tutti tu, perfetto. Riforestazione urbana. Ok? Ha dei costi anche relativamente bassi, noi lo stiamo utilizzando anche con in aree già verdi, però senza alberature, e in piante che hanno già una certa dimensione. Tutto sommato le piante hanno vari effetti, abbassano la temperatura, assorbono la CO2, stiamo vedendo di mescolare anche specie sempreverdi per l'inverno, per abbassare le polveri, e creano anche corridoi d'aria fresca, quindi hanno vari benefici. Esatto, e avendo risorse limitate, questo finora sono stati i nostri interventi più rapidi. Ok, più o meno come costi riesci anche a quantificarli o hai nella tua esperienza, insomma? Beh, allora devo dire che come costi adesso ci hanno fatto delle donazioni di 100 piante, quindi
abbiamo pagato la messa a dimora, direi che potrebbe essere un costo non bassissimo, medio, dipende dalla situazione dell'area che troviamo. Dipende anche dalla taglia dell'albero che Dalla si va a taglia. piantumare. Trovo che il beneficio sia alto, soprattutto perché ha vari aspetti. Ok, quindi lo posizioniamo qui vicino alla riduzione della pavimentazione non drenante. Mettiamo qui, quindi benefici alti, costi diciamo medio-bassi. Mettiamolo qua, così. Va bene? Okay. O voi lo mettiamo anche un po' più alto, effettivamente i benefici sono effettivamente alti. I costi, sì, anche lì non sono bassissimi, dipende effettivamente poi dall'essenza, dipende dalla dimensione. Non sono così, ho visto un po' anche lì dei costi, insomma si parla anche di centinaia di euro ad albero, quindi insomma se si vogliono piantumare tanti alberi, quindi effettivamente dare un effetto importante, come adesso sapete Padova adesso questa campagna 10.000 alberi, Milano addirittura parliamo di milioni di alberi, cioè piantumami, una cosa del genere, adesso non ricordo lo slogan, e lì si parla di 3 milioni di alberi se non sbaglio. In quei casi ovviamente i costi iniziano ad essere importanti, se si vuole dare un effetto significativo con le nuove messe a dimora il numero deve essere significativo e quindi si va un po' su, però insomma ci sta, ecco, mettiamolo più medio, adesso che ho fatto questo ragionamento lo metto più qua. Sì, sì. Sì, è una legge del 2013, sì. In Italia non so se funziona bene, anzi si va in negativo qua, mi sa che... Sì? Sì, dai, quarto d'ora, sì. Manager della resilienza. Ok? Allora, come benefici medi e come costi faccio fatica a quantificarli, mi verrebbe da dire medi. Questa è una misura organizzativa per Sì. cui alla fin fine i costi sono anche bassi, è una cosa che adesso noi a Padova stiamo cercando di fare, quindi creare l'ufficio resilienza. Si tratta di ripensare un po' l'organizzazione di vari uffici di fatto, a volte neanche a modificare gli uffici ma semplicemente coordinare dei referenti di vari uffici tra di loro sotto ovviamente la gestione di un referente che può essere quello del settore ambiente banalmente. Sì, che ci sia una figura che funge un po' da collante. Esatto, che funge un po' da collante, che mette a sistema in ogni progetto di riqualificazione urbana, cerca di mettere intorno al tavolo tutte quante le persone competenti, quindi dare vari punti di vista e varie chiavi di lettura su quel progetto, quindi evitare che ci sia solo il progettista dei lavori pubblici che magari ignora la gestione sostenibile del drenaggio, avere quello del verde che ti dice qual è l'essenza più adatta per quel tipo di soluzione, insomma avere vari punti di vista attorno allo stesso tavolo, che non è banale, insomma è una cosa che non si fa, quindi sembra banale. Io qui metterei un beneficio medio e un costo basso, di nuovo lo metterei qui. Ok, sensibilizzazione, cambiamenti culturali, formazione, resilience manager, viene citato di nuovo. Sì, metterei fra impatti altissimi, perché questa mattina si citava appunto il cambiamento culturale nell'approccio ai cambiamenti climatici, costi alti perché vuol dire un cambio culturale a livello nazionale, insomma non è semplicissimo, e risorse umane per affrontare questi cambiamenti climatici sia a livello locale che a livello nazionale, che decisamente mancano. Ok, quindi lo mettiamo come benefici alti. E costi elevati anche a mio avviso. E costi elevati. Ok, lo metto qua, va bene? Sì, sì. Lo metteresti ancora con costi più elevati. Poi dipende effettivamente a che scala. Sulle attività di sensibilizzazione anche lì effettivamente... A livello nazionale un cambiamento culturale e risorse umane dai colleghi siciliani a Bolzano mancano ovunque, chi lavora nei comuni lo sa. E quindi, Ok, lo metteresti ancora più in là come costi. Allora, facciamo così, mettiamolo qua. Ok, interventi nell'alveo. Sì, pensavo che sia un problema di esondazione di un corso d'acqua, devo andare ad agire nell'alveo in maniera prioritaria. Okay. Quindi come costi possono essere variabili a seconda di quello che viene effettuato, perché se è una semplice pulizia oppure se si devono effettuare delle opere infrastrutturali di ingegneria ambientale, quindi bisogna vedere, quindi costi variabili, come benefici notevoli. Ok, quindi lo mettiamo qui? Sì. Spostare, quindi costi medi, che possono essere più verso l'alto, più verso il basso, a seconda dell'intervento, e benefici medio-alti. Io non ne ho altri, se ne sono altri sì. Poi vediamo anche in chat cosa è stato scritto.
andiamo verso la fine della sessione. Educazione ambientale, in parte l'avevo già letto, se non sbaglio. E, ok, verso i decisori politici, effettivamente allora la chiave è diversa. Scusa, effettivamente. Allora, in questo caso cosa vede lei? Costi e benefici. Costi bassi, benefici bassi. Ok, quindi qui dentro. Mettiamolo qua. Altri? Sono tutti questi, vero? Sì. Ok. Online cosa dicono? Carlo Bettio che voleva intervenire. Posso? Sì, assolutamente, prego, prego. No, volevo rafforzare l'idea dell'educazione del manager, no? Nel senso che ho visto in genere un po' dappertutto cosa succede, o meglio, riassumo in una battuta, lasciateli crescere, cioè cosa succede? Anche un'area anche in prossimità delle città, c'è uno spazio libero, crescono gli alberi, cosa succede? Noi andiamo a fresarli ogni anno e poi andiamo a ripiantare le piante che riteniamo più opportune. Se lasciamoli crescere e interveniamo in maniera chirurgica, nel senso che è chiaro dove sono troppo densi vanno diradati, va fatto un intervento, la spontaneità a volte non è positiva, però andiamo a ridurre i costi. Attenzione, adesso stiamo ragionando, piantiamo tantissimi alberi, però il costo di mantenerli in vita, visto l'andamento climatico, dobbiamo iniziare a conteggiare anche questo, dobbiamo anche ragionare, c'è un po' questo slogan piantiamoli grandi, noi metteremo giù tantissime piante grandi. Dal punto di vista agronomico è corretto? Anche in relazione all'andamento climatico? Ecco, io credo che ci voglia qualcuno che ragioni, che ci faccia ragionare meno emotivamente, ma anche in relazione appunto all'andamento climatico. Se in alcune aree nascono dei gelsi, se nascono delle robinie che in poco tempo mi vanno a coprire l'area e non c'è grossi problemi dal punto di vista estetico, io li devo lasciare perché dal punto di vista dell'ossigeno, l'ombreggiatura è efficiente quando una pianta è piantata da noi. Cioè, ecco, questa attenzione di come la natura sta reagendo in questo periodo nelle nostre aree. Non so se avete notato, stanno nascendo moltissimi gelsi, moltissimi fichi, tantissimi viti. Ecco. Allora, se la natura in questo momento di crisi ci sta indicando queste essenze, dobbiamo saperle leggere. Dopo le applicazioni le facciamo come riteniamo più opportuno nei contesti, però dobbiamo capire questi indicatori. E questo mi permetto anche di suggerire riguardo alla piantumazione, potrebbe essere già stato accennato l'idea delle pergolati. Io sogno le città, uno slogan, coltivare la città per salvare la campagna. Immaginatevi le città come luogo della conservazione genetica, no? Ad esempio delle viti che coltiviamo pochissimo perché non hanno in questo momento non hanno funzione economica, però hanno un'importanza genetica. Riempire i nostri giardini dove la gente può stare all'ombra, i bambini possono giocare sotto di pergolati. Questo è un valore aggiunto. Ok, la ringrazio. La devo interrompere perché ci stanno dicendo che a breve dobbiamo chiudere, però ha detto delle cose molto interessanti, quindi dare spazio sia alle piante, diciamo, che nascono spontaneamente, sia magari pensare meglio a quali piante vengono effettivamente messe a dimora, quindi con un'attenzione in particolare anche al clima che cambia, quindi quelle che sono più resistenti effettivamente al clima che cambia o che hanno una manutenzione più bassa, quindi danno un risultato migliore, e sia il tema del pergolato che di nuovo sottolineo, che secondo me è un tema che deve essere effettivamente pesantemente introdotto nelle nostre città e che manca totalmente una pianificazione per esempio di queste strutture ombreggianti. Anzi, inserirei un post-it pergolato. Poi leggerei l'ultimo post e andrei verso la fine. Grazie, quindi Carlo Bettio. Allora, le risorse umane sono molto ampie, dice Rebecca Rovoletto, se si coinvolgono associazioni volontari che da decenni si occupano di questi temi. Quindi anche qui per adattare le città, coinvolgere di fatto il mondo civile all'interno delle città, associazionismo, volontari, e di nuovo direi che questa è un'azione che può avere dei costi molto bassi, si tratta di costi umani di fatto, quindi mettere in rete le persone, tempo più che altro, ma può avere effettivamente dei benefici importanti. Quindi inserirei intanto i pergolati come misura che non ha dei costi così elevati, ma può avere degli effetti interessanti, soprattutto sull'ondata di calore, e lo metterei qui.
E poi effettivamente coinvolgimento degli stakeholder in senso lato, farei un altro post-it, che ha dei costi di nuovo bassi e dei benefici, lo mettiamo anche tra i benefici alti. Quindi di fatto arriviamo un po' alla fine del nostro percorso con la selezione di fatto delle misure prioritarie, no? per il nostro piano, se vogliamo, che sono quelle che si trovano all'interno di questo quadrante. Quindi di fatto gran parte possono rientrare qui dentro. In parte ho rimesso anche la tua, Alberto, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder. E abbiamo solo escluso un paio, o perché sono costi troppo alti o perché hanno magari dei benefici troppo bassi, ma ovviamente non è che vengono escluse dal piano, ma vengono semplicemente attuate magari in una fase subito successiva. Vi aggiungo che oltre a questo schema, che è uno schema banale, insomma, che si vede varie volte applicato, quello dei costi e dei benefici, che non è banale nel suo conteggio poi quantitativo, perché poi bisogna fare dei conti quantitativi, ci sono altre due chiavi di lettura che vengono fatte normalmente. Una sono le azioni win-win, le abbiamo citate prima, cioè sono quelle che hanno sia una funzione di adattamento, ma che possono avere allo stesso tempo anche una funzione di mitigazione. In parte le alberature, per esempio, la messa a dimora di alberi può avere quel tipo di contributo perché va a migliorare tutta una serie di aspetti legati all'adattamento, ma allo stesso tempo assorbendo CO2 ha anche funzioni di mitigazione. Un altro esempio classico sono per esempio gli impianti fotovoltaici applicati, questo si parla solo di mitigazione ma collegato all'adattamento, adesso ve lo faccio capire, impianti fotovoltaici installati nelle coperture degli edifici, soprattutto quelli che hanno dei consumi energetici estivi molto alti. Perché? Perché i consumi energetici aumentano e stanno aumentando per una maggiore climatizzazione richiesta ormai dagli edifici, perché abbiamo appunto fenomeni di isole di calore sempre più importanti. Per rispondere a questo problema, una maggiore produzione da fonti rinnovabili appunto consente di gestire un problema legato al cambiamento climatico con soluzioni, diciamo, di mitigazione. Quindi anche in questo caso può avere un doppio effetto, quindi adattamento e mitigazione. Un altro tipo di chiave di lettura sono le azioni che vengono chiamate no regret o low regret, cioè sono quelle azioni che di fatto possono essere implementate senza nessun tipo di... si possono implementare anche nel caso in cui gli eventi climatici estremi di cui stiamo parlando poi non si verifichino mai, cioè va bene comunque realizzarle. Perché? Perché danno dei benefici su un ampio spettro appunto di sfere, diciamo, tematiche. Finito. Per esempio, quando interveniamo su un edificio per renderlo più resiliente, ok, facciamo interventi di mitigazione perché ne abbassiamo i consumi energetici, facciamo interventi di adattamento perché facciamo sì che quell'edificio contribuisca meno alla formazione dell'isola di calore, magari riflettendo l'energia del sole e attraverso azioni anche di assorbimento dell'energia con l'uso del verde. Ma per esempio addirittura diamo dei benefici all'abitante perché riduce il costo in bolletta, quindi spesso persone magari in difficoltà economica hanno dei benefici, se ne parla adesso perché i costi delle bollette energetiche sono lievitati notevolmente. Dall'altra parte abbiamo un miglioramento del comfort, banalmente, quindi anche questo è un vantaggio per l'abitante. Quindi sono azioni che comunque in qualsiasi caso ha senso fare, anche se poi non si verifica l'evento climatico legato al cambiamento climatico. Quindi di fatto se dovessimo poi trovare una effettiva priorità delle azioni, partiamo da questo quadrante e all'interno di questo andiamo ovviamente a identificare quelle che hanno sia un beneficio lato mitigazione, lato adattamento, sia quelle che sono no regret o low regret, che sono quelle che ho appena spiegato. Partiamo da quelle e poi iniziamo a fare tutte le altre. Basta, con questo ho finito un po' il percorso, anche perché abbiamo finito il tempo. Insomma, spero solo di aver un attimo ragionato sulle possibili azioni di adattamento e adesso vediamo anche gli altri gruppi di lavoro che hanno affrontato il monitoraggio di queste azioni e a monte tutta la gestione della governance, quindi quali sono gli attori che appunto entrano in gioco nella gestione dell'adattamento, vediamo un po' se si crea un filo rosso e boh. Quindi vi ringrazio per la partecipazione sia a voi sia a chi è collegato da remoto. Sì, possiamo rimanere qui perché credo torneranno tutti in sala, vero? Sì.